Salvatore Cuffaro avrebbe avvantaggiato il mandamento mafioso di Brancaccio, la famiglia mafiosa di Villa Abate e concretamente gli interessi di Cosa Nostra e di Bernardo Provenzano nella sanità attraverso Michele Aiello. Esordisce così nella sua requisitoria il PG Luigi Patronaggio, pubblica accusa al processo d'appello all'ex governatore accusato di concorso in associazione mafiosa. Dal reato il governatore, che sconta una condanna a 7 anni per favoreggiamento aggravato, venne prosciolto per ne bis in idem. Il verdetto fu impugnato. Per il PG, che sta esaminando davanti alla Corte le dichiarazioni del pentito Giuffrè, l'input alle cosche a votare Cuffaro nel 2001 arrivò dal boss Bernardo Provenzano, che aveva interessi nel mondo della sanità. Anche un altro collaboratore di giustizia, Ignazio Di Gati, riferisce che dai vertici dei clan, in particolare dal capo della mafia di Agrigento Maurizio Di Gati, arrivò l'indicazione ai picciotti di votare l'ex governatore, circostanza confermata dallo stesso capo mafia Di Gati, poi pentitosi. Ma cosa ricavò la mafia dal sostegno elettorale dell'ex presidente della regione? Di Gati doveva essere aiutato nell'apertura di alcune farmacie. La cosa però non andò poi a buon fine, ha spiegato. Patronaggio ha ricordato l'incontro tra Cuffaro e l'ex mafioso Angelo Sino, finalizzato sempre all'appoggio elettorale. Non ci credo, ha detto il PG, all'idea di un Cuffaro sprovveduto che non sa chi ha davanti, che non conosce lo spessore criminale dei suoi interlocutori. Sino aveva stretto mani che grondavano sangue, mani di boss come Santino Pullarà. Il PG ha poi letto in aula una nuova intercettazione ambientale, finora inedita, che risale all'8 ottobre del 98. Ad essere intercettato il capo del mandamento di Caccamo, Giorgio Liberto, arrestato nel 2009, ritenuto erede del boss Nino Giuffrè. Liberto, conversando al telefono, avrebbe detto ai suoi interlocutori di non preoccuparsi più di tanto. Non c'è problema, c'è Cuffaro. Secondo il magistrato si tratterebbe di Salvatore Cuffaro, ma il nome è stato trascritto male, motivo per cui questa intercettazione non è emersa prima. Le parole del mafioso per la pubblica accusa starebbero a significare che già nel 98 Cuffaro era un punto di riferimento per Cosa Nostra. Per il PG, Cuffaro, quando era presidente della regione siciliana, mise una vera e propria intelligence che ha tentato di penetrare negli ambienti della procura, ma anche negli ambienti romani. Non dobbiamo aver paura di dire le cose come stanno. Sì che la notizia sull'indagine arrivò a Cuffaro proprio da Roma.